acceso nell'uomo fatto a tua immagine la scintilla del tuo amore. Con una colonna luminosa hai guidato il tuo popolo errante nel deserto verso la terra promessa. Nella pienezza dei tempi hai mandato il tuo Figlio a portare nelle nostre tenebre l'ardente luce della verità e della grazia. E dopo la sua gloriosa ascensione hai effuso la fiamma del tuo Spirito sulla Chiesa nascente. Ti preghiamo, benedici questo fuoco nella memoria di Sant'Antonio Abate e accendi nei nostri cuori la fiamma viva del tuo amore. Benedici anche questo pane che consumeremo nel suo ricordo. Tutte le case nelle quali esso entrerà sentano sempre viva la sua potente intercessione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Camminate all'estero, dove andiamo? Scappiamo, uscire fuori. Martì, fuori dalla Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. E rimetti a noi come anche noi diamo a tutti. Fuori? Sì, non puoi camminare, non Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Guarda i capelli. Non ancora esternamente. Signore, la grazia di essere sempre vittoriosi nel duro scontro con il potere delle tenebre e la forza contro le insidie del maligno. Facci liberi da ogni compromesso con il male, diventiamo figli di Dio, unico nostro bene. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sant'Antonio Abate, Sant'Antonio Abate, Sant'Antonio Abate, penitente prodigioso, santo senza simizzante, date nor grazia abbondante, Antoni santo di Gesù, date nor grazia abbondante.
sono state create per noi uomini e per la nostra salvezza, disceso dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, salito al cielo e siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che
Aveva sangue sempre un salone. King e Regna da bruciare Sant'Antonio di comincia da fare. Adesso arrivo. Conosciuta.